in Catalogna, è il patrono della regione. Vediamo come gli indipendentisti stanno passando questa giornata chiedendo maggiore autonomia ancora una volta. Vediamo poi lì dallo studio. Madrid sfrutta questa occasione per toglierci l'autonomia. Vogliamo la sovranità anche sanitaria, perché io adesso ho paura per me e per mia figlia. Incontriamo Elena con sua figlia Claudia a Gracia, uno dei quartieri più indipendentisti di Barcellona. Questi simboli sono per la libertà dei prigionieri politici, dice. A Gracia sono ovunque, fiocchi gialli e scritte sui muri. Se ti opprime il confinamento pensa a chi è in carcere, si legge. Ogni lunedì Elena ed altri indipendentisti si riuniscono in questa piazza per chiedere la liberazione dei leader catalani. Ora però si fa in forma virtuale, dice. Così l'epidemia si intreccia con la lotta di chi vuole una Catalogna libera con accuse reciproche. I discorsi del re Borbone, l'uso dell'esercito in Catalogna, stanno accentrando il potere, dice Marcel Mauri di Òmnium Cultural, associazione indipendentista. È in quarantena e la sede è chiusa. Il nostro presidente è ancora in carcere, non gli permettono di trascorrere il confinamento a casa. In queste ore alcuni politici catalani dichiarano che se la Catalogna fosse stata indipendente non avrebbero avuto tanti morti. La verità è questa, sostiene Elena. Infatti la Spagna è uno dei paesi più colpiti. Libertà per i prigionieri politici, conclude in catalano. Sì, libertà per Catalogna. Questo è lo che chiede? Sì.